Pazienti oncologici costretti ad attese infinite, in totale solitudine e a rischio contagio a Cagliari. Una situazione denunciata in Consiglio regionale che sta scuotendo l'intera Sardegna. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. In questo video parliamo di un caso che sta scuotendo la sanità sarda. I pazienti oncologici costretti ad attese infinite e senza supporto. Se vuoi restare aggiornato sulle battaglie per i nostri diritti in Sardegna, iscriviti e attiva la campanella. Il caso riguarda il centro oncologico di Cagliari, gestito dall'Arna Sprozzu, un punto di riferimento non solo per la città, ma per l'intera regione. Secondo un'interrogazione di Fratelli d'Italia, i malati, spesso anziani o immunodepressi, attenderebbero ore per le terapie trasfusionali, ben oltre i limiti clinicamente giustificabili. Ma qual è l'aspetto più doloroso di questa vicenda? Mentre le terapie avvengono al sesto piano della struttura di Cagliari, gli accompagnatori sono obbligati ad aspettare al piano terra. Questo significa che pazienti fragili devono gestire da soli lo stress emotivo e gli effetti collaterali, senza alcun supporto fisico dei propri cari. Sale d'attesa affollate, nessuna protezione adeguata, un clima che è stato definito di vera e propria mortificazione per chi sta già combattendo una battaglia per la vita. Non stiamo parlando di numeri, ma di persone. Questa è una realtà che colpisce le famiglie di Cagliari e di tutta l'isola, dove un presidio di eccellenza sembra soffocato da disfunzioni organizzative gravi. Potrebbe succedere a chiunque di noi o ai nostri cari. Ora, l'opposizione chiede un'ispezione urgente alla presidente Alessandra Todde per verificare il rispetto dei diritti dei malati e dei protocolli clinici. È accettabile che un centro di riferimento nazionale lasci i pazienti soli a rischio contagio? Iscriviti per non perdere i prossimi sviluppi. E tu, cosa ne pensi? Hai mai vissuto o visto disagi simili negli ospedali sardi? Grazie per aver partecipato alla visione di questo tema molto delicato e importante per la Sardegna. La tua attenzione è fondamentale. Ti mando un saluto e un abbraccio. Ci vediamo per la prossima notizia.